Olimpiadi, salta la candidatura a 3, ma i governatori Zaia e Fontana, sorpresa, presentano l'alternativa Milano e Cortina. Il governo però non metterà fondi. Ce la possiamo fare lo stesso, dice il sindaco di Cortina Ghedina, e poi tanto in 7 anni i governi cambiano. Domani a Losanna la presentazione ufficiale. Giornate tragiche sulle strade venete, 4 morti in 2 giorni nel Padovano. In Austria perde la vita in moto un pediatra di San Donà, grave la moglie. Alunni non vaccinati spostati di classe per rendere sicuro l'ambiente per un bimbo immunodepresso. I genitori Novax protestano, ma scuola e ULSS ribattono: necessario creare l'ambiente sicuro. Nominata una squadra di esperti per valutare rischi e criticità della Solfatara di Pozzuoli, dove l'anno scorso ha perso la vita una famiglia veneziana. Venerdì l'incarico. Individuati i ragazzi che si sono tuffati nudi ai buranelli a Treviso, rischiano fino a 30.000 euro. Il sindaco Conte: chiedono scusa e potremo non denunciarli. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antena 3. Da oggi, ogni martedì e mercoledì, la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto, dunque tutto stravolto nell'arco di poche ore sul fronte delle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo una notte insonne il sottosegretario Giorgetti dichiara morto il progetto del Tridente, ma Zaia e Fontana presentano, i 2 governatori, a sorpresa l'alternativa che è Milano e Cortina insieme, però il governo non metterà fondi. Vabbè, continueremo a 2, restano 2 grandi interlocutori nel campo, che sono ovviamente il Veneto e la Lombardia, con le 2 città di Milano e Cortina, la grande visibilità internazionale di Milano e ovviamente il lab degli sport invernali più grande d'Europa, che è Cortina. Finisce così, dopo 15 ore di thriller puro sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo slalom tra le dichiarazioni del tardo pomeriggio di ieri spingono il Tridente, Milano, Torino e Cortina, in bilico sul pendio della visibilità pretesa da Milano e lo scontro con i 5 Stelle. La notte non ha portato buoni consigli, come sperava il governatore intervenuto ieri a caldo durante la puntata di Ring, eppure il piano B era già pronto: Cortina e Milano insieme. Continuiamo con questo profilo, si costruisce un dossier con molta facilità, facendo un collage dei 2 dossier di base d'origine. Chiediamo a CONI e al governo di sostenere questa partita. Ma il sottosegretario Giorgetti, che sabato proprio da Spresiano aveva lasciato intendere come le tensioni politiche sulla candidatura italiana vi fossero, stronca gli entusiasmi in partenza. Se Lombardia e Veneto vogliono andare assieme, naturalmente se ne faranno carico direttamente loro, anche in termini di oneri, nel senso che nel caso della candidatura Tridente, il governo, su un progetto che ci sembrava anche abbastanza contenuto nei costi, circa 370 milioni di euro, quindi diciamo così, poco più che gli universiri, c'era il governo, c'era la garanzia del governo. Se Lombardia e Veneto vogliono andare avanti da sole, la garanzia del governo sui fondi non ci sarà, ma dovranno fornire da loro. Insomma, se le facciano e se le paghino, una dichiarazione che gela i concorrenti che domani a Losanna qualcosa devono presentare. Ce la caveremo con le nostre risorse, dice il presidente lombardo Fontana. Il sindaco di Milano appoggia il progetto di Zaia e la Lombardia. Peccato perdere un'occasione così, dice Salvini. Sembra ormai chiaro come forse l'obiettivo di Torino fosse quello di sfilarsi in pieno stile grillino, che preferisce evitare mega eventi del genere. Il CONI non ha avuto coraggio di scegliere per non scontentare nessuno, attacca infatti Di Maio, e quel "se le paghino", che ripete anche lui, ha un po' il sapore montiano di un governo di tecnici che per poco coraggio rinuncia a una simile occasione per i nostri territori. Anzi, forse la parola chiave è un'altra: autonomia. Veneto e Lombardia la vogliono e allora si paghino anche le Olimpiadi. Ora ogni dubbio diventa legittimo. Chi la vuole veramente? E allora subito il commento anche del sindaco di Cortina d'Ampezzo Ghedina, che abbiamo raggiunto al telefono poco fa. Diciamo che c'è stata un'evoluzione o un'involuzione, dipende un po' dal punto di vista, in queste ultime ore. Devo dire, se da una parte c'è stato appunto questo grosso lavoro, io credo, del sottosegretario Giorgetti per portare a casa la candidatura a 3, dall'altra parte insomma il Torino si è defilata, e a questo punto mi sono sentito col governatore Zaia, Cortina, Veneto insieme a Milano, Lombardia vanno avanti. Quindi noi saremo domani a Losanna e quindi
non vogliamo buttare via il tanto lavoro che è stato fatto, soprattutto questa grande opportunità, che non è solamente un'opportunità per noi, per il Veneto e per la Lombardia, ma è un'opportunità per l'Italia intera, e quindi noi ci crediamo e andiamo fino in fondo. Ce la facciamo a pagarle? No, insomma, io credo di sì, nel senso che l'esperienza e le capacità della Lombardia, la forza del Veneto, io credo insomma che le cose si riescano a fare. Poi le dico la verità, in 7 anni di governi ne cambieranno molti, quindi staremo un po' a vedere cosa succede. Sindaco in versione profeta, adesso il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. C'è un vecchio film in cui Nanni Moretti dice: ma sì, continuiamo così, facciamoci del male, no? È l'accupio di solvi, l'autolesionismo italico che riaffiora sempre, perdura nel tempo, non smette mai questo modo di danneggiarsi spontaneamente. È successo anche con le Olimpiadi del 2026, l'avevamo detto, era facile prevedere che la tripla candidatura, il tridente, come l'ha chiamato il governatore Zaia, avrebbe fatto una brutta fine. Siamo in Italia, dove ci sono sempre le fazioni in lotta, dove non si riesce a fare sistema non soltanto nel nord-est, da nessun'altra parte, dove nelle assemblee di condominio ci sono le guerre, dove ci sono governi che si sono alternati negli ultimi decenni, che non sanno mettersi attorno ad un tavolo e trovare una soluzione per il bene comune. Era un'opportunità straordinaria, soprattutto quella di dare a Cortina la possibilità di ospitare i Giochi invernali 2026. Si sono infilati a Milano, si sono infilati da Torino, si sono infilati i partiti, si sono infilati i gran commì dello Stato, tutti a tirare l'acqua al proprio mulino per motivi squisitamente elettorali e politici, e degli italiani e delle economie locali che avrebbero tratto vantaggio dai Giochi invernali del 2026. Pensate che gliene importasse qualcosa a qualcuno? Assolutamente no. Sala, che voleva il nome di Milano in grande risalto, Torino che era piccata, Cortina col presidente Zaia che cercava di trovare comunque una soluzione, alla fine è saltato tutto. Per non scontentare nessuno hanno accontentato tutti ed è uscito questo pasticcio, questa figura di M, come direbbe Emilio Fede propriamente. Ecco, questo è il risultato delle nostre beghe, delle nostre liti, dei nostri contrasti, degli egoismi, degli isterismi, dell'arroganza della politica. Adesso è commovente il tentativo di Lombardia e Veneto comunque di andare di nuovo a candidarsi. Ma cosa volete che dica l'Europa? Ha visto quello che è successo finora, ma pensiamo veramente che alla fine dovesse anche passare la candidatura del Lombardo-Veneto, il CIO darà un premio a questa popolazione riottosa e litigosa e prepotente? No. Io credo che la candidatura alle Olimpiadi alla fine la daranno a qualcun altro, per cui tanto vale staccare la spina definitivamente, come ha proposto il sottosegretario Giorgetti. È un peccato, è sconfortante dover dire queste cose, ma bisogna affrontare la dura realtà. Non riusciamo a fare sistema e siamo un popolo di egoisti e di litiganti ad oltranza. E dice bene il direttore Luigi Baccialli, vedremo che cosa succede. Ora la cronaca, sono state giornate terribili sulle strade del Padovano, 4 vittime in poche ore. È morto sotto gli occhi della moglie, intorno alle 9, travolto da un camion mentre stava pedalando sulla sua bici lungo la Conselvana a Maserà. Agostino Burattin, 62 anni, è la quarta vittima di questo inizio settimana di sangue sulle strade del Padovano. Dopo lo scontro, l'uomo, apparso da subito in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale a Padova, dove è spirato poco dopo.
Anche la moglie, colta da malore, è stata soccorsa. Una scia di sangue iniziata domenica pomeriggio con la morte a Vico d'Arzere di uno studente 18enne, Francesco De Paoli, finito con la sua moto contro una Panda che usciva da un incrocio. Nel pomeriggio di lunedì a trovare la morte un moldavo di 27 anni che con la sua auto ha tamponato lungo la 13 una cisterna carica di metano. Infine lunedì sera alle 21 a Vaccarino di Piazzola sul Brenta è morto un uomo di 33 anni, Andrea Scapin di Carmignano di Brenta, uscito di strada e finito con la sua auto in un fossato dopo aver sbattuto contro un palo del telefono. Ed era in vacanza in Austria con la moglie quando sono stati travolti da un'auto. Un pediatra di San Donato di Piave ha perso la vita. Stavano rientrando lunedì pomeriggio da una vacanza in montagna in sella alla loro moto, quando sulla strada del ritorno un'auto ha invaso la loro corsia, travolgendoli. Per Franco Bagliana, pediatra 61enne di San Donà di Piave, non c'è stato nulla da fare. La moglie, di professione dentista, 62 anni, è ricoverata all'ospedale di Klagenfurt in gravi condizioni. La coppia, grande e appassionata di moto, aveva raggiunto l'Austria per qualche giorno di relax. Bagliana non è riuscito a evitare l'impatto con l'auto e sono finiti entrambi sull'asfalto. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La notizia si è diffusa in poco tempo tra i colleghi dell'ULSS 4 e nel San Donatese, dove il pediatra era molto conosciuto e stimato. Aveva lo studio in via Como nei pressi del centro commerciale Piave insieme ad altri colleghi ed era anche consigliere veneziano della FIMP. Ancora da stabilire la data del funerale. E torniamo alla tragedia del piccolo di 13 anni a Venezia, visto morire sotto i suoi occhi l'amico fraterno e oggi il 14enne è ancora sotto shock mentre deve essere disposta la data dei funerali di Cristiano. Vediamo. Ancora da fissare la data dei funerali di Cristiano Lucchini, il 13enne veneziano di Castello, morto schiacciato da un muletto domenica scorsa nel tardo pomeriggio durante un tragico gioco in compagnia del fratello acquisito di 14 anni, sempre a Venezia in zona Dogana, nel piazzale della ditta Boscolo Bielo. Con l'inchiesta ancora aperta da parte della Procura di Venezia e volta ad accertare come il ragazzino sia riuscito a entrare nell'area privata, il PM Andrea Petroni ha deciso di non disporne l'autopsia. Il 13enne è morto a poca distanza da casa dei nonni, che lo descrivono come un ragazzino solare, che amava l'avventura e, visto l'amore smisurato per gli animali, in particolare i cani, da grande voleva diventare veterinario. Andava a scuola al Lido di Venezia, amava i motori e aveva giocato a calcio e a basket. Da qualche tempo si era avvicinato al parkour, disciplina che consiste nel saltare a corpo libero con volteggi acrobatici da muri e ostacoli. Il fratellastro di Cristiano, sotto shock, è stato affidato ad uno psicologo. Per ora si è deciso di rinviare il suo colloquio con le forze dell'ordine. Ora Vicenza, ancora Campomarzo, dove domenica alle 19:30 una 31enne è stata minacciata con coltello e rapinata. Abbiamo sentito l'unico commerciante che ha deciso di aprire in stazione. Io sto con Salvini perché giustamente tu puoi venire in casa mia di notte, come ha detto anche altra gente, venire in casa mia in piena notte, disturbare me e i miei familiari o addirittura magari che succeda qualcosa di spiacevole e tu non esci da me, cioè mi dispiace, io fuori non posso toccarti, fai tu, però dentro di casa mia no. L'unico commerciante che sulla stazione un anno fa ha scommesso ottenendo una riduzione considerevole dell'affitto e scegliendo di aprire 7 giorni su 7, dalle 6:30 del mattino alle 8 di sera, instancabile, anche quando qualche extracomunitario entra per rubare una bicicletta delle sue come questa. In 3 hanno cercato 20 giorni fa di portarla via. Lei è un bel antifurto qui? No, sono io. Si difende come può, sicuramente non le manda a dire ai malviventi e ci spiega: devo far vedere che non ho paura. Alcune persone, specialmente studenti, quando sono venuti a conoscenza di questo posto, hanno detto mi ha cambiato la vita perché sono sicuro che la sera quando torno dalla scuola o dal lavoro, quello che è, trovo la bici e me ne torno a casa con la mia bici. Prendere in affitto un negozio in stazione, ci spiega Bruno, costa una follia. La libreria che c'era prima pagava 3.500 euro al mese. Le
edicola all'interno ha un canone di affitto che si aggira intorno ai 2.500 euro. Per questo banca, profumeria e parafarmacia se ne sono andate, lasciando il deserto, un vuoto che diventa silenzio la sera quando tanti pendolari tornano a casa. E che cosa si augura? Che magari aprano altre attività qui accanto a lei? Quello sì, e quella è una cosa che lo vogliamo tutti, penso. Ci sono i militari, ma gli accattori molesti sono furbi e sanno evitarli, così gli spacciatori. Sicurezza perché c'è l'esercito, però l'esercito di là esce di qua. Insomma, non si può essere ovunque e tra Campomarzo e stazione la criminalità è dilagata. Ha colpito il cuore della comunità africana cattolica di Padova l'incendio che lunedì notte ha devastato il tendone dove venivano organizzate le feste. Sotto shock la comunità, che conta un centinaio di fedeli, ancora ignote le cause di questo rogo. I vicini e il parroco dicono: abbiamo paura. Fa: mamma, senti come piove fortissimo. E io dico: ma come piove? Non credo proprio. E si è alzato di brutto, si è avvicinato a quella finestra lì e da lì fa: mamma, stiamo prendendo fuoco, la chiesa sta bruciando. C'era il fuoco che andava più alto del campanile, una roba tutta invasa. Qua vedevi il fuoco dell'inferno se esiste. Un fuoco grandissimo. È stato il figlio di Maria Morani a dare l'allarme lunedì notte. A bruciare, per cause ancora tutte da chiarire al lavoro polizia e vigili del fuoco, il tendone posto dietro la vecchia chiesa parrocchiale di San Gregorio nell'isola di Terranegra a Padova. Da più di 10 anni l'oratorio è affidato alla comunità cattolica africana di lingua francese. Tra i primi ad accorrere nel cuore della notte il parroco Don Desiré. E sono arrivato per vedere lo che è successo. Un incendio doloso, padre? Non lo so, questo è la polizia che può dirlo, no? La perizia dei vigili del fuoco dovrebbe arrivare a fine settimana, ma la ferita resta grande. Qui la comunità africana, un centinaio di persone, cittadini della Costa d'Avorio, del Congo, del Gabon, del Camerun, del Senegal, si ritrovano ogni domenica per la messa e poi per stare insieme e fare festa. Che quando siamo insieme qua non facciamo tanto rumore, però facciamo un po' i rumori, sì, perché ci sono i bambini che giocano qua. Distrutte sedie e panchine, penzolano le bandierine dal tendone bruciato. Alla comunità erano arrivate delle lamentele da parte dei vicini, mai minacce sembra. Adesso c'è amarezza e anche paura. Però io sono il parroco, sono il primo ferito, no? Sì, sono ferito. Davvero. Pochi istanti di pubblicità, poi la storia di un bimbo a Mogliano Veneto. Torniamo in diretta a una storia simile a quella che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il bimbo che aveva sconfitto la leucemia e la difficoltà di essere a scuola al fianco di bimbi Novax. Qualcosa di simile a Mogliano Veneto, solo che poi hanno protestato i genitori di bimbi Novax per lo spostamento dei figli. 3 bambini non vaccinati di una prima elementare sono stati trasferiti di sezione per consentire a un loro coetaneo immunodepresso di stare in una classe di soli bambini vaccinati. Succede nel comprensorio di Mogliano Veneto per accogliere in un ambiente sicuro il bambino con basse difese immunitarie. Per l'istituto questo era l'unico modo per permettere al piccolo di frequentare le lezioni senza mettere a repentaglio la propria salute. La decisione della dirigenza scolastica è stata eseguita senza esitazione, avvisando per tempo i genitori del bimbo immunodepresso e provvedendo allo spostamento dei bambini Novax. Le polemiche sono state sollevate proprio dai genitori di questi ultimi. Una mamma Novax in particolare ha protestato perché il proprio figlio era amico di alcuni dei ragazzini che voleva frequentare nella classe dove era inizialmente iscritto. Per l'ASL 2 della Marca questa è la soluzione più coerente per permettere a tutti i bambini vaccinati e non di frequentare la scuola. Soluzione anche in questo caso concordata con l'istituto.
Tra l'altro il bambino è della provincia di Treviso, per cui è compito nostro, dei nostri servizi igiene, dei nostri pediatri, nel momento in cui il bambino aveva fatto il suo percorso terapeutico, e in accordo con la scuola, che ringrazio sempre per la disponibilità, trovare il sistema di inserire il minore all'interno di una classe di bambini vaccinati. A Mogliano Veneto, fra i cittadini, la decisione dell'istituto scolastico è in larga parte condivisa. Sì, secondo me sì, è giusto, perché alla fine la scuola ha pensato al bambino di tutelarlo e quindi di mettere persone sicure intorno a lui che lo circondavano. Dovrebbero vaccinarli tutti, però se ovviamente, non so, in un modo o nell'altro non lo fanno i genitori, e alla fine si ricorre a questo. Sono a favore dei vaccini intanto e credo che questa scelta sia giusta, però non credo che sia risolutiva in realtà, perché spostarli da una classe all'altra non penso faccia molta differenza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale Veneto alla sanità Luca Coletto, che conferma come la fluttuazione di alunni sia una decisione della regione stessa che risale a 2 anni fa. Di fatto nella scuola ci saranno comunque bambini non vaccinati, ma la richiesta avanzata dai genitori dello scolaro più fragile era quella che non ce ne fossero nella stessa classe, dove è più facile il contatto fisico e non nell'insieme della struttura. Un anno fa la tragedia della Solfatara è costata la vita, lo sapete, a 3 componenti di una famiglia distrutta, una famiglia veneziana. Ora sono stati nominati gli esperti per valutare rischi e criticità. A poco più di un anno dalla tragedia della Solfatara, in cui ha perso la vita una famiglia di Meolo, è stato nominato un collegio di 7 super esperti per valutare i rischi del sito naturalistico e individuare gli eventuali interventi di messa in sicurezza. Nell'ambito del procedimento penale per disastro colposo dopo la morte di Massimiliano Carrer, della moglie Tiziana Zaramella e del figlio Lorenzo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha fissato per il 21 settembre l'udienza in relazione alla richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, avanzata il 30 luglio scorso dai pubblici ministeri. Era il 12 settembre 2017. Il piccolo Lorenzo precipitò in una voragine che si aprì all'improvviso e che inghiottì anche i suoi genitori, precipitatisi nel tentativo di salvarlo. Solo il figlio più piccolo della coppia è sopravvissuto. Secondo i legali che seguono la vicenda, l'inchiesta ha portato alla luce gravi lacune sul piano della sicurezza nell'area, che da allora è sotto sequestro. Violazioni che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 5 persone per il reato di disastro colposo. Per un'esigenza di ulteriori approfondimenti, i PM hanno chiesto di svolgere una perizia volta ad effettuare, si legge nell'istanza, analisi dei rischi presenti presso il sito Solfatara di Pozzuoli e il monitoraggio degli stessi. Accertare la situazione idrogeologica dei luoghi, la tipologia e la quantità dei gas presenti nell'area e anche indicare le cautele o presidi idonei a garantire la sicurezza del sito, in modo da poter rassicurare la tutela pubblica incolumità. Il pool abbraccia tutte le discipline, ne faranno parte esperti di scienze geologiche, vulcanologia, ingegneria idraulica, geotecnica, igiene generale e applicata, idrogeologia, sicurezza sui luoghi di lavoro. Per gli avvocati che assistono i familiari delle vittime è la conferma del lavoro certosino che sta facendo la Procura per la completa ricostruzione della filiera delle responsabilità. Ora a Treviso il Tuffo e il Buranelli di notte nudo hanno individuato i ragazzi, componenti gli autori di questa bravata. Ebbene, ora l'appello del sindaco: fatevi avanti e non vi denunciamo, altrimenti rischiano 30.000 euro di multa. Il grande calcio su Antena 3 tutti martedì e mercoledì, quindi si comincia da questa sera. La Champions League torna in TV, qui Studio Voi Stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva arriva in prima serata su Antena 3, dopo 20:10 e l'edizione flash del telegiornale del Veneto. A 20:10, a proposito, parleremo chiaramente di Olimpiadi e non solo, con Graziano Azzalin del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega. Ora previsioni meteo. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Giornata con sole prevalente su quasi tutto il territorio delle nostre regioni, peraltro con qualche disturbo sui rilievi. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà in genere sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare i rilievi alpini e prealpini, specie durante le ore pomeridiane, ma senza dar luogo a fenomeni rilevanti.
Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 19 gradi, i valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 25 e 29 gradi. Passiamo al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà per lo più soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso un po' ovunque, senza particolari disturbi. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 19 gradi. I valori massimi invece risulteranno oscillanti tra 27 e 29 gradi. Andiamo infine a vedere anche la situazione del Trentino Alto Adige, dove anche nella giornata odierna il tempo sarà un po' dinamico. Possibili infatti degli addensamenti specie pomeridiani anche con rovesci associati, specie sui rilievi. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 27 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.